In Serie D il Cartigliano diventa Corsaro e sbanca 2-0 il campo del Delta Porto Tolle. I biancazzurri tornano a fare bottino pieno in trasferta dopo quasi 2 mesi e restano saldi al terzo posto in classifica. Marcatori di giornata il sorprendente bomber Paolo Camparmò e Andrea Michelotto al suo record personale di marcature in campionato con ben 11 centri. Cade e fa rumore la Luparense travolta 5-1 dall'Ambrosiana. Giornata storta per i sammartinari che chiudono un primo tempo da incubo sotto di 4 gol e rendono meno amaro il KO grazie al sigillo nel finale di Marco Moras. In promozione diventa realtà l'operazione sorpasso del Bassano sullo Schio. I giallorossi di Mister Maino vincono non senza affanni contro un ottimo Rosà e approfittano dello 0-0 sclevense per tornare primi in classifica. Episodio da condannare in prima categoria, dove durante il match Galliera-Fontanivese un giocatore di casa, Gianluca Fabris, ha sferrato un pugno all'arbitro. Gara sospesa, scontata la vittoria a tavolino 3-0 per la Fontanivese, che sui social lancia un messaggio chiaro diventato virale. Questo non è calcio, la violenza non fa parte del gioco.